Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net. Partiamo subito con gli aggiornamenti. La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato 55 kg di cocaina che 3 persone di nazionalità croata stavano trasferendo da un furgone con targa croata a un'auto di grossa cilindrata con targa tedesca nel parcheggio di un centro commerciale nei pressi di Palmanova. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato i 2 mezzi e arrestato le 3 persone. È avvenuto nella zona di Bagnari Arsa, proprio al confine con Palmanova, dove non lontano dal casello autostradale della 4 una pattuglia di finanzieri ha notato un furgone Mercedes con targa croata e veniva posta continuamente all'interno degli stalli del parcheggio. Parliamo del Covid. 23.057 test e tamponi, sono emerse 687 nuove positività. Nel dettaglio, 8.819 molecolari, sono stati rilevati 651 contagi, 14.238 test rapidi antigenici, 36 casi, 6 i decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva 25, mentre gli altri pazienti risultano essere 178. Relativamente ai casi registrati all'interno del servizio sanitario regionale, in quella Giuliano Isontina sono risultati positivi un amministrativo, un logopedista, un medico, 8 infermieri, un operatore sociosanitario e 2 tecnici. In quella del Friuli Centrale, 2 infermieri, 3 operatori sociosanitari. Nell'azienda Friuli Occidentale, 2 infermieri, un amministrativo e un addetto all'assistenza. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani, sono stati rilevati 7 casi tra gli operatori, per la precisione a Trieste, Gradisca, Duino, Aurisina, Grado, Pordenone e Muggia. 29 tra gli ospiti, Aviano, Muggia, Gorizia e Ronchi dei Legionari. 6 decessi registrati riguardano una donna di 93 anni di Trieste, morta in una residenza per anziani, un uomo di 91 e di 85 di Trieste, deceduti in ospedale, un uomo di 89 di San Canzian di Sonzo, morto nell'ospedale di Gorizia, una donna di 88 anni di Lignano, deceduta in ospedale a Udine, e una di 72 di Pagnacco, anch'essa morta in ospedale a Udine. Il TAR respinge l'impugnazione di A2A nei confronti della delibera del comune di Monfalcone adottata lo scorso maggio con le direttive del piano regolatore. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Anna Maria Cisint e dell'avvocato Teresa Bidiani, legale difensore del comune. Sindaco, dunque cosa emerge dopo questa conferenza stampa? Emerge che A2A ha impugnato la delibera che noi abbiamo adottato a maggio delle direttive del piano regolatore e l'ha impugnata all'ultimo minuto utile per farle annullare. Il TAR con una sentenza esemplare dice e il Comune ha titolo e deve poter pianificare, gli interessi prevalenti non sono quelli economici. Quindi noi oggi siamo soddisfatti, abbiamo avuto coraggio, il coraggio che deve avere un sindaco, che deve avere una pubblica amministrazione per far sì che alla fine prevalgano gli interessi generali, gli interessi dei cittadini, gli interessi alla salute, all'ambiente e al lavoro. Senta, usando un gergo sportivo siamo solo al primo tempo, no? Ma diciamo che c'è un procedimento aperto, attualmente in questo momento vale pienamente la delibera che noi avevamo adottato, sulla quale avevamo posto precise direttive rispetto al fatto che a Monfalcone non ci debbano più essere centrali con combustibile fossile e quindi in questo momento diciamo che oggi è una giornata molto bella perché per il cittadino di Monfalcone aver affermato nuovamente con una sentenza molto chiara questi aspetti vale tanto. Senta, per concludere, senza bavaglio ma andando avanti per il bene comune.
andando avanti con coraggio per il bene comune, senza piegare mai la testa, con la spina dorsale che consente di poter dire a testa alta che si fanno gli interessi di tutti. Avvocato, a livello giuridico cosa emerge? Sì, buongiorno. Innanzitutto è doveroso evidenziare che il TAR già a settembre aveva respinto con decreto monocratico l'istanza cautelare formulata da A2A, sostenendo che non vi fossero i presupposti per sospendere le direttive impugnate, e a seguito della sentenza successivamente il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che A2A non avesse l'interesse diretto, attuale e concreto ad impugnare queste direttive, e il TAR ha affermato altresì nella sentenza che il Comune è legittimato a pieno titolo a pianificare il proprio territorio, nonché a rendere quindi il proprio parere successivamente in seno all'autorizzazione unica che A2A ha richiesto al Ministero. In sintesi? In sintesi, il TAR ha accolto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune, nonché tutte le deduzioni e le difese svolte con riferimento a tutti i motivi di gravame sollevati da A2A. Perfetto. Bene, torniamo dunque in studio adesso, andiamo a chiudere con una notizia che ci è appena giunta in redazione. Nel pomeriggio del 12 novembre scorso la Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina 2 sloveni di 38 e 23 anni. Una pattuglia della mobile della questura isontina, transitando nei pressi dell'ex valico di Merna, ha notato un furgone con targa slovena e simboli della Croce Rossa che procedeva in territorio italiano, preceduto a breve distanza da un'autovettura, anch'essa con targa slovena. A sorpresa degli agenti, all'apertura del furgone sono comparsi 10 stranieri di nazionalità pakistana privi di documenti. Dopo l'attività di identificazione e lo screening sanitario, i 2 sloveni conducenti del veicolo sono stati tratti in arresto per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associati presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i pakistani, tutti richiedenti asilo, sono stati accompagnati presso gli idonei centri di accoglienza. L'autovettura e il furgone sono stati posti sotto sequestro. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.